Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, registro finalmente questo nuovo video con un aggiornamento del mio scorso video in cui vi parlavo degli indispensabili secondo me per i primi 2 mesi di vita della mia bimba. Ora stento ancora a crederci, ma è passato quasi un anno, quindi sto facendo l'upgrade di quel video proprio per parlarvi di quelli che secondo me sono stati e sono tuttora gli indispensabili appunto nei primi 12 mesi di vita della mia bimba. Iniziamo subito perché la lista è lunga, vi voglio dare ben 20 consigli. Cercherò di essere abbastanza stringata in modo da non farvi annoiare. Ci tengo a precisare una piccola cosa, dato che negli scorsi video della gravidanza mi è stato fatto notare che mi rivolgo principalmente alle donne, ed è un errore perché molto spesso dall'altra parte del monitor c'è un uomo, c'è un futuro papà che vuole semplicemente essere partecipe nella gravidanza, partecipe nella nascita del futuro figlio o futura figlia, ed è giusto che io mi rivolga veramente sia a uomini che a donne, indifferentemente. Il primo indispensabile di cui vorrei parlarvi in realtà è costituito da 3 oggetti. Il primo è il lettino con spondine, il secondo è un materasso antisoffoco e il terzo è un cuscino antisoffoco e che possa prevenire e curare la plagiocefalia. Ora entriamo brevemente nel dettaglio di ogni oggetto. Per quanto riguarda il lettino con spondine, bene, io ho abbandonato la Next to Me di cui vi ho parlato appunto nel precedente video all'incirca verso il 6° mese della mia bimba, quando ho notato che lei iniziava a mettersi in ginocchio, ad aggrapparsi alle spondine laterali del lettino. A quel punto abbiamo tolto la Next to Me e abbiamo subito comprato il lettino. Abbiamo comprato un lettino molto economico dell'Ikea che a prezzo pieno costa circa 70-80 euro, vedete qui l'immagine del lettino che ho deciso di comprare e che io ho trovato nell'angolo occasioni a circa 50 euro, proprio perché era stato esposto e quindi i pezzi di esposizione solitamente vengono poi messi in vendita a un costo minore. Con questo lettino mi sono trovata davvero bene, ci sono 2 altezze, una appunto più alta quando il bimbo è un po' più piccolo e non riesce ancora a sedersi, però ovviamente è molto più largo, molto più ampio rispetto alla Next to Me, e quindi il bambino ha tranquillamente la possibilità di muoversi e di girarsi. Quando ho fatto il passaggio dalla Next to Me al lettino, ho comunque tenuto il lettino vicino al letto, proprio come tenevo la Next to Me, in modo che potessi controllare la mia bimba in ogni momento della notte. Quando lei invece all'incirca verso l'8° mese ha iniziato ad alzarsi, abbiamo abbassato le doghe al livello più basso del lettino, e da quel momento e ancora tutt'oggi dorme lì. Il passaggio dall'alto verso il basso non è stato semplicissimo, ci sono volute settimane finché la bimba si adattasse a questa differenza, proprio perché potete immaginare che da sentirsi in alto ad avere a portata di mano tutti i giochini, spostandosi in basso, diciamo che inizialmente il bimbo si sente leggermente spaesato, quindi in un posto nuovo, e fa fatica ad adattarsi, ma questo è ovvio, insomma succede anche per noi adulti. Collegandomi al lettino con spondine, la seconda cosa che voglio consigliarvi è il materasso antisoffoco. Io l'ho acquistato da Amazon, l'ho pagato all'incirca 50 euro, in ogni caso vi metto qui da qualche parte l'immagine. È studiato per prevenire qualsiasi tipo di allergia, è molto alto, quindi non c'è assolutamente la possibilità che il vostro bimbo possa sentire le doghe che sono alla base del lettino, e ve lo consiglio e straconsiglio. Le svariate recensioni che troverete su Amazon vi confermeranno la mia stessa opinione. Giù nel box informazione trovate tutto, non vi preoccupate. Il terzo punto è quello del cuscino antisoffoco. Io mi ci sono trovata davvero tanto bene, sempre qui accanto un'immagine. La marca del cuscino che sto utilizzando è la S&G Shop Italia. Il cuscino è praticamente questo, vi arriva in una borsetta comodissima da viaggio, una sorta di dust bag che potete portare veramente dappertutto, e per chi viaggia come me potete capire quanto è essenziale avere una comodità del genere. All'interno c'è anche una seconda federa nel caso in cui questa dovesse sporcarsi. Questo cuscino è interamente realizzato in memory foam, è stato realizzato per prevenire e curare la plagiocefalea posizionale, è praticamente la sindrome della testa piatta. I bambini che hanno questo tipo di sindrome è perché magari tendono ad incanalarsi nel canale del parto troppo presto, oppure a seguito di un travaglio magari molto lungo il bambino acquisisce questa posizione all'interno del canale dell'utero che non fa altro che appiattire la testa. Per fortuna questa cosa non mi è successa con Iris, però so che tantissime mamme si spaventano nel momento in cui nasce il bimbo vedendo questo appiattimento della testa del bambino. Non c'è assolutamente nessun problema, è una sindrome che può essere tranquillamente curata. Potete capire che quindi è importantissimo far addormentare il vostro bebè su un cuscino che lo aiuti a curare questo tipo di difetto.
È possibile utilizzarlo sia nella culla sia nel lettino e addirittura anche nel passeggino quando magari portate il vostro bebè in giro. Io ultimamente lo sto utilizzando proprio per il momento della nanna e tra l'altro è talmente tanto morbido e confortevole che la mia piccola Iris non lo utilizza solo mettendo la sua testolina all'insù, ma le piace tantissimo avere il contatto diretto della guancia con il cuscino. Come state vedendo in questo piccolo video, insomma questa è la sua posizione assolutamente preferita. Come vi ho detto, quindi arriva in una pochette con due federe assolutamente intercambiabili e fatte di cotone al 100%. All'interno il cuscino si presenta esattamente così, qui c'è un buco che è esattamente il posto in cui dovrebbe andare la parte bassa della testa del vostro bimbo, è assolutamente antisoffoco e appunto grazie a questo suo design ergonomico è facilmente adattabile a qualsiasi posto, quindi come dicevo potete metterlo addirittura anche nel passeggino perché si andrà tranquillamente ad adattare alla testa del vostro bimbo. Indispensabile numero 4, probabilmente lo riterrete abbastanza inutile e scontato, almeno 3 set di lenzuola in cotone 100% e dei coprimaterassi con anche magari dei coprimaterassi impermeabili. Io ho acquistato tutto quanto dall'IKEA e mi sono trovata davvero tanto bene. Indispensabile numero 5, il paracolpi. Io sto usando dei paracolpi che mi sono stati dati da mia cognata e quindi non ho avuto l'esigenza di acquistarli. Questi paracolpi che ho ricevuto però sono abbastanza morbidi, non sono rigidi e quindi non vanno a coprire bene i 3 lati del lettino, a differenza di alcuni paracolpi che ho visto in commercio, sempre su Amazon, vi metto qui l'immagine, che sono quasi rigidi e vanno assolutamente a coprire tutti i lati senza che ci siano degli spazi vacanti. Vi dico questo perché la mia bimba inizialmente mettendo solo un paracolpo tranquillamente si andava a mettere sotto e il paracolpo non serviva assolutamente a nulla, i colpi non erano assolutamente parati, quindi perdeva dalla sua funzione essenziale. Il rimedio che ho potuto adottare, non volendo acquistare un nuovo paracolpi che comunque ha una spesa più o meno tra i 40 e i 50 euro, uno più basso e quindi all'altezza della sua testa e l'altro invece un po' più alto per quando lei gattona, si mette in ginocchio o si alza. Indispensabile numero 6, una coperta di lana o pile per l'inverno e una copertina di cotone per l'estate. In questo caso vi parlo di copertine che vi serviranno per portare fuori il vostro bebè. Ho davvero necessità di questo tipo di coperta perché sia in estate, ripeto, mi porto sempre una copertina di cotone leggera perché, non so, magari si va in un supermercato, in un centro commerciale, c'è uno sbalzo termico importante e la copertina è sempre lì a portata di mano. Idem per l'inverno, la bimba nonostante sia coperta con il suo cappottino, mi porto sempre questa copertina che è in pile ed è davvero molto calda. Io onestamente non amo particolarmente il sacco invernale per il passeggino, che sarebbe praticamente questo, non l'ho mai utilizzato perché appunto preferisco, e per comodità e per non infagottare troppo la mia bimba, preferisco appunto portare una copertina in pile, però quella ovviamente è una vostra scelta. Indispensabile numero 7, il seggiolone per la pappa. Io ne ho provati 2, il primo è quello della Cam, è un po' più alto, è regolabile e ha un piccolo spazio per poter appoggiare le cose. Il secondo invece è quello dell'IKEA, so che è uno dei seggioloni dell'IKEA più venduti in assoluto, è un po' più basso rispetto a quello della Cam, non è regolabile e ha uno spazio per poggiare piattini, giochettini e cosine varie molto molto più ampio. La mia bimba, secondo me e mio marito, preferisce molto di più quello dell'IKEA, che ovviamente ha un prezzo totalmente differente rispetto a quello della Cam, semplicemente perché ha uno spazio molto più ampio per poter gestire, giocare, provare e assaggiare. Ovvio che il seggiolone della Cam ha un seggiolino molto più ergonomico, c'è una fodera impermeabile e che comunque è anche un po' imbottita e va a parare i colpi, quello dell'IKEA invece no. In ogni caso penso che sia davvero un oggetto indispensabile a casa. Indispensabile numero 8, ve lo dico con un po' di scetticismo perché non sono estremamente d'accordo, è il box per giocare. Io ne ho uno della Cam che mi è stato regalato, è utile secondo me per frangenti di tempo molto breve, nel senso che io lo utilizzo in studio, il box in questo momento è nello studio e quando io devo stare necessariamente al computer, magari ho un lavoro da portare a termine che non posso posticipare,
e mio marito magari non è in casa o anche lui ha da fare qualcosa, bene, metto tranquillamente Iris all'interno del box per farla giocare con i suoi giochini. Il tempo di tolleranza della mia bimba è all'incirca 10 minuti, non di più. Poi si agita, vuole venire in braccio, vuole giocare o comunque vuole andare sul pavimento. Vi dicevo che ho un po' di scetticismo nei confronti del box perché un po' come dice anche il mio pediatra è una sorta di limitazione per i nostri bimbi, soprattutto nel periodo di vita che vivono tra i 7 e i 12 mesi, quando loro iniziano a scoprire, iniziano a gattonare, iniziano a camminare, chi più chi meno, insomma, e quindi vivono questa limitazione di 1 metro quadrato, nonostante all'interno abbiano i loro giochini. Può essere indispensabile se avete delle cose urgenti da fare a casa, dei servizi, portare qualcosa fuori, innaffiare le piante, non so, cose del genere, che periodo durante il quale non vi fidate a lasciare il vostro bebè da solo. Per il resto lo abolirei, infatti appena Iris inizierà a camminare il box sarà la prima cosa a volare via da questa casa. Indispensabile, anzi indispensabili numero 9 sono un tappeto da gioco e un gioco che sia rialzato. Allora, per tappeto da gioco intendo una cosa del genere, ecco, è appena volato uno 0, una cosa del genere, ne abbiamo 2 in realtà. Qui nella sua cameretta ci sono tutti i numerini, di là invece in soggiorno abbiamo il tappeto da gioco con tutti gli animali. Come ben sapete sono fatti di questo materiale che ovviamente è ergonomico, i vostri bimbi lo possono tranquillamente mettere in bocca e non succede nulla, e secondo me è davvero indispensabile per farli giocare, per iniziare a capire quali sono i numeri, quali sono gli animali, associare agli animali anche i loro versi, eccetera. Poi ovviamente tutto dipende dal tempo che trascorrete con i vostri bimbi e le cose che volete insegnargli, insomma. Sul tappetino da gioco abbiamo anche questo giochino qui con le gambe. Allora, io questo lo ritengo assolutamente fondamentale e indispensabile, soprattutto nelle ultime settimane. Voi direte perché? Allora, Iris ovviamente è nella fase in cui si alza da sola e sta cercando in qualche modo la serenità, la fiducia per lasciarsi andare e iniziare a camminare, fare i suoi primi passetti. E vi dirò che questo gioco la sta aiutando tantissimo. È ovviamente un gioco alla sua altezza, quindi lei si alza, inizia a giocare con tutti i vari giocattolini che ci sono sopra, dalla pentolina alla saliera, alla carota, il pomodoro, eccetera. Inizia a giocare e senza accorgersene in realtà si lascia andare, quindi resta in piedi da sola, anche 10-15 secondi in realtà. Poi quando se ne accorge capisce di non avere tanta fiducia probabilmente in se stessa, si lascia andare e cade, però secondo me la sta aiutando davvero davvero tantissimo e per me rientra davvero nella categoria degli indispensabili. Per gli indispensabili 10, 11 e 12 ci spostiamo nella fase travel. Come sapete mi capita di viaggiare molto spesso, anche ora che ho la bimba. Uno degli indispensabili che è sempre in macchina con me è il seggiolino da tavolo. Io ho quello dell'inglesina e lo attacco semplicemente in ogni dove, a casa di amici, a casa di parenti, nei ristoranti, nelle pizzerie, qualsiasi parte, quella è la sua sediolina. Mi è capitato che magari in pizzeria ci fossero tanti bambini seduti ai tavoli e quindi non avessero un nuovo seggiolone pronto, e lo metto sotto nel passeggino e quindi all'occorrenza è lì con me. Indispensabile numero 11, il lettino da campeggio o lettino da viaggio che dir si voglia. Anche quello, quando viaggio, vado in albergo e so che magari non c'è la possibilità di avere una culla, un lettino all'interno della camera, porto con me il lettino. Idem quando vado magari a dormire a casa di parenti che ovviamente non hanno a disposizione un lettino, porto con me il letto da campeggio e Iris è tranquilla. Anche il lettino da campeggio ha 2 altezze differenti e ovviamente si regolano a seconda dell'età e dell'attitudine dei bimbi. Indispensabile numero 12, un seggiolino per auto. Su questo vorrei soffermarmi qualche secondo in più perché penso che sia davvero fondamentale. È consigliabile utilizzare l'ovetto in macchina quanto più tempo possibile. Al momento la mia bimba viaggia ancora in ovetto, però lo spazio si sta davvero restringendo perché lei ovviamente sta crescendo e penso che a breve toglieremo l'ovetto e inseriremo il seggiolino per auto che abbiamo già ed è quello che serve per i bambini tra i 9 e i 18 kg. Noi abbiamo deciso di comprare questo seggiolino che vedete qui accanto a me. Il prezzo devo dire che non è molto economico, si aggira più o meno sui 200-220 euro. Però vi assicuro che è uno dei migliori in commercio. Ovviamente sarete voi a scegliere il tipo di passeggino che volete utilizzare per il vostro bimbo, anche a seconda delle vostre disponibilità economiche. Ecco, questo è stato un regalo per il battesimo di Iris e siamo veramente felicissimi di averlo ricevuto.
Indispensabile numero 13, passiamo un po' nel lato prevenzione barra raffreddore, e questa è l'acqua di Sirmione. La utilizzo da circa 5 mesi, è una boccetta che si presenta in questo modo, come potete vedere ha il tubicino che va a inserirsi nel naso, potete tranquillamente spruzzare, ecco, in questo modo, e far entrare l'acqua all'interno delle narici. È una soluzione fisiologica, come potete vedere anche in tutte le pubblicità che ormai fanno in televisione, viene utilizzata per prevenire e per curare il raffreddore. Io ad ora l'ho utilizzata solo per prevenire, nel senso che per curare utilizzo altre cose che vi farò vedere tra un attimo. La utilizzo 2-3 volte al giorno, solitamente in corrispondenza con i cambi della bimba, uno spruzzo per ogni narice ed è fatto. Preveniamo il raffreddore dei nostri bimbi e così assicuriamo una pulizia continua delle cavità nasali. Indispensabili numero 14 sono questi due, e come vi dicevo prima questi mi servono per curare il raffreddore. Quando la mia bimba è raffreddata, grazie a Dio è successo solo una volta, utilizzo il Narinel, che conoscerete sicuramente tutti, è un beccuccio morbido per il nasino che aiuta a ridurre il rischio di otiti e sinusiti e serve proprio per aspirare i muchi. Utilizzo questo, che non ama particolarmente, ogni volta piange come una disperata, e poi utilizzo l'argotone. Questa è una medicina a tutti gli effetti, sono delle gocce nasali fluidificanti e decongestionanti, e quando la bimba è raffreddata la sera prima di andare a dormire metto una goccina a destra, una goccina a sinistra e l'aiuta nella respirazione. Indispensabile numero 15, soprattutto in concomitanza con i vaccini o semplicemente in concomitanza con le prime camminate dei nostri bimbi, è l'Arnigel. Questo è un medicinale omeopatico ed è costituito da arnica montana. Questo viene utilizzato nel caso dei vaccini quando il punto in cui viene fatta la punturina gonfia, esce un ematoma, 1 o 2 applicazioni e va assolutamente via. La stessa cosa succede se magari i vostri bimbi prendono qualche botta, può succedere, facciamo di tutto per far sì che questo non accada, ma può succedere, magari cade mentre prova ad alzarsi o ripeto va a sbattere più forte del solito le spondine del letto e quindi si fa male, magari esce un piccolo bernoccolino. Con questo andate a risolvere tutto, se volete utilizzare un medicinale, altrimenti lasciate stare, mettete un po' di ghiaccio, aspettate qualche giorno in più e va comunque via. Indispensabile numero 16, credo di avervene parlato anche nell'altro video degli indispensabili per i primi 2 mesi, ma anche per questo faccio un upgrade. Inizialmente avevo comprato il termometro elettronico, quello che si misura o inserendo il beccuccio nell'orecchio oppure utilizzandolo qui sulle tempie. Ho notato che non è assolutamente preciso, spesso la temperatura che dava a destra non era la stessa che dava a sinistra, o magari io stessa avevo una temperatura molto alta, mi misuravo la febbre con quel termometro e appariva tipo 36, 36 e mezzo, quindi nonostante il gran prezzo, perché credo di averlo pagato più o meno sui 50 euro, vi inserisco anche in questo caso l'immagine del prodotto che non vi voglio consigliare, perché dai, è utile anche questo magari. Questo comprato in farmacia, 4,90 euro ragazzi, e fa assolutamente il suo lavoro, è della PIC. C'era di 2 misurazioni differenti, una più piccola e una più grande. Io ho preso la più piccola proprio perché voglio utilizzarla per la mia bimba, per noi utilizziamo quello classico al mercurio. Indispensabile numero 17, l'Aerosol. Bene, io utilizzo questa qua della PIC, precisamente è l'Air Premium System. Anche questa mi è stata regalata, ma devo dire che a Iris assolutamente non piace, fa un rumore incredibile e lei si spaventa costantemente. Sarà che si è spaventata la prima volta, quindi poi è come se avesse avuto un piccolo trauma, e ogni volta che spingevo il tasto di accensione piangeva, quindi diciamo che non l'ha amato particolarmente. In ogni caso, in generale è un indispensabile fare l'aerosol semplicemente con una boccettina di acqua fisiologica. Non fa altro che liberare le cavità nasali, è un po' lo stesso effetto dell'acqua di Sirmione, però l'aerosol ha un effetto molto più immediato. Se non l'avete ancora acquistato vi consiglio di prendere in considerazione l'aerosol ad ultrasuoni e senza fili, perché sicuramente i vostri bimbi, non sentendo un rumore così forte, magari non avranno lo stesso trauma che ha avuto Iris. Indispensabile numero 18, i primi passi. Io ho questi due, questi sono della Balducci e questi sono
della Chicco, questi blu e questi rosa, e vengono utilizzati ovviamente per i bimbi che iniziano appunto a provare e a tentare di camminare. Sono entrambi con la suola e con la parte anteriore che viene chiamata flex zone, ossia questa parte anteriore è tranquillamente flessibile e permette ai vostri bimbi di muovere il loro piede, nonostante i primi tempi sicuramente non faranno altro che togliersele. Ora Iris pian piano si sta adattando, però volevo comunque aggiungere una piccola postilla. Il mio pediatra mi ha detto che i bimbi fino ai 3 anni di vita non hanno bisogno di scarpe in realtà, perché devono sempre avere a contatto il loro piedino con il pavimento, quando sono in casa perlomeno. Se dovessi dire questa cosa a mia madre sicuramente mi direbbe che sono una grandissima sciagurata, perché i bimbi, se poi si spaventano i primi mesi di vita e mettono magari un piedino storto, si fanno male, si traumatizzano e non si alzano più in piedi. Infatti è la cosa che mi dice costantemente al telefono. Io cerco di sostenere il contrario, ma so che è una guerra assolutamente persa. In ogni caso sarete voi a scegliere se mettere o non mettere le scarpe ai vostri bimbi. Indispensabile numero 19, la pasta protettiva e l'olio nutriente. Io utilizzo questi qua dell'Umana, la pasta protettiva la utilizzo quasi ad ogni cambio, non sempre in realtà, prevalentemente quando magari è un po' arrossata utilizzo questa, ha un profumo incredibilmente buono, e l'olio nutriente invece lo utilizzo dopo il bagnetto. Mi ci trovo davvero bene, lei ama il momento sia del bagnetto che del post bagnetto, e quindi insomma questi prodotti sono veramente indispensabili, perlomeno per la nostra routine. Indispensabile numero 20, ma non per importanza, sono le traversine. Io utilizzo queste qua della Trudy, le porto sempre con me in passeggino, in borsa eccetera, perché in qualsiasi momento io dovessi trovarmi con la necessità di dover cambiare la bambina, non so, in un bagno pubblico, al centro commerciale, su un tavolo, in un ristorante, in macchina eccetera, o comunque una traversina sulla quale poggiarla, come se si sentisse a casa, perché riconosce la fantasia di questa traversina, è profumata e potete portarla davvero sempre con voi. Io solitamente una la duro all'incirca 1-2 mesi, poi dipende da quante volte sono fuori casa e quante volte la utilizzo in realtà, se il vostro bebè sporca o meno la traversina. Se non la sporca potete tranquillamente ripiegarla e portarla nuovamente con voi. Con questo so che questo video è stato veramente lunghissimo, ma ci tenevo tantissimo a fare questo video perché so che l'altro è stato molto apprezzato dalle neomamme e dalle mamme che stanno per diventare mamme, e quindi ho voluto fare l'upgrade di quel video per dirvi davvero quelle che sono le cose essenziali, ragazzi, che servono durante la quotidianità. Non è un video per accumulare prodotti, per fare un video lunghissimo, per darvi informazioni no sense. Ho deciso di fare veramente un video in cui ho raggruppato gli oggetti che mi servono quotidianamente e senza i quali davvero mi sentirei di volerli. E quindi niente, spero che queste informazioni vi siano state utili. In ogni caso vi aspetto sui vari social network. Lo so, non mi sponsorizzo molto qui su YouTube, però sono molto attiva su Facebook, soprattutto sul mio profilo personale, e su Instagram molto spesso con le stories. Vi mando un bacione e buona giornata. Ciao!